È un sopralluogo volto a installare dei sensori per monitorare appunto la condizione del ponte Vidor, un intervento atteso da questa comunità, da quella di Pederobba, da quella di Vidor, e che abbiamo sollecitato più volte in questo periodo attraverso sopralluoghi non solo del sottoscritto ma delle autorità del territorio, preoccupate per la situazione di un ponte che, lo ricordiamo, è del 1910, ha subito un unico intervento nel 1980 e oggi ha bisogno appunto di essere monitorato per capire in quale situazione si trovi. Dare la sicurezza ai cittadini è il nostro scopo principale. Il ponte, questo qua, è fondamentale per il nostro territorio perché dà il passaggio da destra a sinistra Piave su un territorio enorme dove troviamo il primo ponte a 20 km da qui, quindi ha un'importanza fondamentale, strategica per il nostro territorio, per le nostre attività e ai cittadini che ci passano. Quindi questo è molto importante. La sicurezza è il primo punto che noi chiediamo alle autorità e agli enti superiori. Questo è un primo passo, un primo importante traguardo che ci rende felici perché fa vedere che tutto quello che è stato fatto dai nostri comuni uniti, da Pederobba a Valdobbiadene a Vidor insieme, sta portando i suoi frutti. Di questo ringrazio anche il Presidente della Regione Luca Zaia, che si è mosso anche lui in questo senso. Stanno dando i primi frutti perché abbiamo i primi controlli per verificare se effettivamente questo ponte, che già da molto tempo supporta un traffico veramente importante, abbia necessità di un intervento. Questo è il primo passaggio, come dicevo, che darà la possibilità di vedere se in seguito ci saranno altri interventi da fare. Il più importante tra tutti è quello più sperato, sarebbe quello della realizzazione di un nuovo ponte. Però se già avessimo il primo passaggio, che fosse quello di mettere in sicurezza questo ponte e fare gli interventi che da tanto tempo vengono richiesti, sarebbe una grande vittoria per noi.